E io riprendo dopo la pubblicità e insisto, mi piace da matti sentirvi parlare perché c'è uno scambio di indirizzi, di biglietti, di iniziative ed è importante che sia così. Però io rinizio la puntata e siamo ormai in chiusura in mezzo alle donne. Qui è un mondo femminile che mi dice no, noi non parliamo. Come sempre le donne fanno, perché sono donne imprenditrici, anche queste impiegate nel settore del vetro, fanno zitte e lavorare e guai se non ci fossero. Ma a parte questo breve inciso che mi sono permessa, vorrei andare allora ai nostri ospiti, all'impresa, alle proposte legate al turismo, un turismo che vuole essere diverso, un turismo lento, ma la parola lento non deve essere legata a qualcosa di negativo, anzi deve essere una risorsa, perché oggi corriamo come dei pazzi tutti quanti, invece c'è bisogno di rallentare anche perché è chiesto dall'Europa, nel senso che a livello europeo il turista viene in Italia ed ha piacere proprio di fare un percorso lento e gradevole attraverso le culture e le meraviglie del nostro territorio. Quali sono le proposte? In sintesi, Marino Masero. Il turista deve diventare innanzitutto un viaggiatore e il viaggiatore di per sé è colui che entra in un territorio, approccia le persone che vivono quel territorio, sposa la cultura, assaggia i cibi, gusta il paesaggio. E in questo tema il ragionamento... In questo tema l'Expo peraltro calza a pennello, diciamo, perché certo, esalta quelle che sono le nostre particolarità. Noi abbiamo 2000 km di canali navigabili, esattamente 1862 km. Al candidato Moretti noi chiederemo di poter usufruire di questa grande risorsa attrezzandola con dei pontili galleggianti, con dei casoni didattici, con delle piste ciclabili. Io ricordo al pubblico... ne fa un business. Come? La Francia ne fa un business in questo senso. La Camargue, che non ha Venezia dentro a questo ambiente umido e non ha Chioggia, non ha il delta del Po, solo con le houseboat fa un giro d'affari di circa 100 milioni di euro fra diretto e indotto. Quindi loro hanno 1000 houseboat in quell'area e noi in 2000 km di canali navigabili ne abbiamo meno di 100. Da Chioggia a Venezia per scendere a terra con una barca ci sono 2 pontili e sono di proprietà privata perché sono 2 ristoranti. Io credo che trascurare un patrimonio così importante come il nostro paesaggio umido e lagunare sia non considerare la nuova possibilità di reindustrializzare in termini accettabili il nostro territorio. E l'industria del turismo, prima l'assessore Finozzi parlava di destagionalizzazione e io aggiungo diversificazione del turismo veneto, passa attraverso queste piccole iniziative. Mi spiego meglio e faccio degli esempi. Un pontile che parta dalla spiaggia dove c'è un bacino d'utenza enorme durante i mesi caldi rende cultura, porta praticamente le persone attraverso delle barche all'interno del territorio lagunare e le fa provare a queste persone delle emozioni e delle esperienze. Quelle stesse persone con un territorio lagunare minimamente infrastrutturato, quindi con dei campi boe galleggianti, realtà che ci sono in altre parti umide del mondo, sono fantastiche, eccezionali, ritornano anche durante l'inverno e magari se avessimo dei casoni che fanno anche ricettività turistica, quindi oltre che gastronomia, noi avremmo delle persone che al posto di andare in Svezia, e uso questo esempio per fare un esempio forte, andare in Svezia a dormire nelle case dei pescatori dove si essicca il baccalà, cioè noi abbiamo l'Europa che sta facendo questo tipo di esperienza e va nelle case di legno dove si essicca il baccalà, ma non abbiamo nessuno che viene in Veneto a stare in un casone d'inverno o di autunno, che tra l'altro è un'esperienza bellissima. Noi abbiamo dei norvegesi che vengono in bicicletta nelle nostre piste ciclabili e fanno un salto di 15-20 gradi, vanno in giro in camicia quando noi abbiamo il paltò addosso. Però voglio dire, sfruttare, mettere a frutto questa cosa in Laguna Veneta significa in 5 anni creare 500 posti di lavoro attraverso una filiera di microimprese. Qual è la richiesta quindi? Ma mettiamoci a tavolino, costruiamo la filiera, cioè, e questo non può essere fatto dal privato, questo deve essere fatto in sinergia con il privato, ma deve avere una forte cabina di regia pubblica e questa cabina di regia può essere solo regionale e le spiego perché e poi chiudo. Noi abbiamo bisogno di una pista ciclabile, non di una via ciclabile, che è una cosa diversa. Una pista ciclabile vuol dire una striscia di asfalto
riservata esclusivamente alle biciclette. Abbiamo bisogno di una pista ciclabile che parta dal delta del Po e che arrivi fino alla fine del nord della regione, quindi ai confini con Friuli, Venezia Giulia. Una pista ciclabile di questo tipo, la Dobbiaco-Linz per fare un esempio, crea sul territorio, dà al territorio 700.000 euro all'anno di resa turistica. Esatto. Questo è il lavoro dei giovani. Quindi noi abbiamo bisogno di investire queste risorse per far sì. La vuole una risposta o no? Perché quando finisce la trasmissione lei gli fa 10 domande. Io vorrei avere un impegno Marino, questa sera qua dal Presidente Moretti, che queste cose si devono fare, perché sono 500 posti di lavoro da fare in 5 anni, possiamo fare con una spesa assolutamente accessibile da parte del pubblico. Tra l'altro la si può fare non solo attivando una sinergia e dirò di più un sistema turismo condiviso, ma attraverso appunto un patto pubblico-privato che favorisca anche la realizzazione. Se il pubblico non ce l'ha, ci sono i privati disposti ad investire. Prima lei citava, no, i 2000 chilometri navigabili e citava adesso la pista ciclabile. Bene, io sono stata all'interno del grande parco del Delta del Po. Un luogo magico che se fosse in Francia avrebbero fatto la Camargue francese. Da noi è un posto dove c'è la desolazione, perché posti di lavoro non ci sono strutture ricettive, non è stata, diciamo, concepita nessuna pianificazione strategica a livello turistico di quel luogo lì. Allora, io credo che i fondi europei, per esempio, patto pubblico-privato, per esempio, ma un tavolo dove si fanno le politiche condivise insieme agli operatori turistici, insieme agli albergatori, insieme ai commercianti, insieme a tutte le istituzioni, possano mettere in campo delle idee che sicuramente potranno, diciamo, ad avere degli effetti positivi. E io credo che si possa fare quello che lei ha detto adesso in tempi anche molto rapidi, perché, ripeto, c'è la voglia di far ripartire alcune zone sfruttando le bellezze senza ovviamente deturpare nulla. Quindi io preferisco cementificare zero, adottare la politica delle 3R, rigenerazione, riqualificazione, ricostruzione, rigenerando anche la ricettività, cioè le strutture ricettive che magari sono da adeguare, da un punto di vista ecosostenibile, ma se noi costruiamo in quel percorso navigabile punti, no? Location molto moderne, ecocompatibili, dove le persone possono stazionare, possono rifornirsi, possono dormire, no? In un paesaggio che è unico al mondo, io credo che davvero potremmo arrivare a quei numeri, se non anche a doppiarli, perché poi l'indotto che si crea, ed è talmente bella la nostra terra, che se noi creiamo il collegamento, i turisti, voglio dire, non mancheranno di certo. È necessario però fare in modo che Venezia, chi arriva da Venezia, sia collegato a tutto il Veneto. Cioè c'è Venezia che sicuramente è il brand della città che attrae di più, ma poi noi abbiamo 5 patrimoni UNESCO in Veneto, perché abbiamo Venezia, abbiamo Verona, abbiamo l'Orto Botanico di Padova, abbiamo Vicenza e le Ville Venete, abbiamo le Dolomiti. Allora dobbiamo creare un pacchetto, voglio dire, no, turistico integrato, dove il turista che arriva in Veneto può visitare Venezia, ma sa che può andare a vedere anche l'altro patrimonio UNESCO. Cioè, essere il patrimonio UNESCO significa essere unici, avere una propria unicità, e noi dobbiamo valorizzarla di più e meglio. In questo senso noi siamo andati a intervistare Eugenio Benettazzo, si definisce un economista indipendente, sicuramente un giovane, e siamo andati a chiedergli che cosa secondo lui bisogna fare a livello turistico, che tipo di coordinamento serve per proporre quello che è il brand Venezia che ci invidia al mondo e che noi possediamo, e sentiamo un attimo la risposta che sicuramente è provocatoria. Il modello di Venezia lo conosciamo tutti, negli ultimi anni ha sempre sviluppato un approccio di natura quantitativa, soprattutto per quanto concerne l'offerta turistica. Oggi come oggi si dovrebbe essere rivista completamente, adottando attraverso una cabina di regia un modello cosiddetto qualitativo, cioè non improntato alla quantità dei flussi, ma a una selezione dei soggetti che entrano, possibilmente anche andando a creare quei fenomeni cosiddetti di discriminazione che potrebbero essere visti come terminologia da un punto di vista negativo, in realtà discriminare, quindi scegliere chi entra, che tipo di apporto
produce la città in termini di riverbero economico complessivo e viceversa anche le risorse che va ad assorbire. Ricordiamo le vicende che hanno caratterizzato il processo pubblico e le grandi navi che entrano in laguna, scaricano i turisti, quindi c'è un impatto di natura ambientale, c'è un impatto di natura economica che non può assolutamente essere in questo momento gestito con le varie forze che sono in campo, che hanno conflittualità per ovvie ragioni di interesse economico fra di loro contrastanti. Solo con un unico soggetto in grado di coordinare tutta l'offerta, il potenziale, le risorse che ha il comprensorio turistico di Venezia, quindi un'unica cabina di regia a cui vengono assegnate lo sfruttamento e la fruibilità di tutte le risorse che caratterizzano l'area, sarebbe possibile rivalorizzare e riqualificare completamente l'offerta turistica. È chiaro che questo tipo di messaggio, questo tipo di soluzione al momento attuale è assolutamente non condivisibile dalle parti che veicolano le caratteristiche strutturali del comprensorio veneziano, e per questo dovrebbe essere una scelta implementata dall'alto, quindi attraverso sempre una regia di governo che poi a cascata arriva in loco e consente di identificare questi appeal, queste nuove caratteristiche. Il mio personale parere: Venezia non dovrebbe essere gestita dagli italiani, tantomeno dai veneziani, ma da operatori del settore che sono in questo caso qui stranieri, quindi che non hanno ingerenza con il territorio, e sappiamo a che tipo di problematiche questa ingerenza negli anni ha prodotto. Perché tira in ballo Venezia, e quindi sono stato silente per la trasmissione, adesso mi pare giusto intervenire in difesa della mia città. Mi pare francamente un po' spocchiosa, se posso dire, questo tipo di opinione, posto che queste cose che il Signore ha detto noi le diciamo, ma tutti i veneziani le dicono da parecchi anni, perché il problema è la mancanza della politica. Perché la politica è fondamentale, perché gli imprenditori fanno il loro lavoro, noi andiamo alle fiere, andiamo a promozionare la città, vendiamo le nostre stanze, ma la gestione della città la fa la politica. E se metti dei nani a gestire la politica, e gestire quindi la costruzione delle regole, poi alla fine vengono fuori i risultati che ci sono. Lei mi dica un provvedimento, uno, preso dalla politica in materia turistica a Venezia negli ultimi 20 anni. Uno, glielo dico io, l'introduzione della tassa di soggiorno dovuta alle fameliche necessità di cassa del Comune di Venezia. Null'altro. Nessuna decisione, c'era un progetto della giunta, mi ricordo dell'assessore D'Agostino, che diceva: facciamo gli hub e trasportiamo le persone via acqua, le trasportiamo in città. Facciamo arrivare sulla testa del Canal Grande, perché è un problema, il Canal Grande è una via strettissima di acqua, non ci stanno tutti i turisti, non ci stanno i veneziani. A questo punto facciamo arrivare sulla testa del Canal Grande solo alcuni flussi turistici. C'è un libro, Venezia Sostenibile, del professor Musu dell'Università di Ca' Foscari, e spero che quel signore lo abbia letto, degli anni '80, ci sono libri del professor Costa sull'argomento, bastava leggerli e capire che quanto scritto da Ca' Foscari, quanto richiesto dalle categorie, non è mai stato attuato dalla politica, perché come giustamente ha detto la Presidente Moretti, il politico, quello serio, è quello che ascolta, mentre invece abbiamo avuto a Venezia 20 anni di politica autoreferenziale, cioè la materia la conosco io, non ho bisogno di ascoltarti. Se lei vuole le mando rassegna stampa ampia su quello che noi abbiamo sempre chiesto, e cioè di selezionare i flussi turistici. Poi è evidente che gli albergatori sono i primi che gradiscono che la clientela sia selezionata per evidenti motivi. Però le dico anche da persona, da democratico, da persona anche che ama, che non possiamo dire che vengono solo quelli che hanno il denaro, mentre i giovani architetti appena laureati, che magari non hanno i quattrini per pagarsi un albergo a Venezia, invece devono rimanere fuori. Va fatta una selezione, questo sì, ma va consentito l'accesso, perché siamo una città e non siamo un museo, e io in questa città ci vivo, tra le altre cose, siamo in una città e non siamo in un museo, va consentito l'accesso a tutti. Non c'è mai stato un provvedimento, uno da parte della politica, in cui si è stabilito su come si arriva in città. Pensi
che non sappiamo nemmeno al momento attuale quanti sono i turisti che vengono a Venezia. Se vuole ci facciamo una quaterna sulla ruota di Venezia, c'è chi dice 24, c'è chi dice 27, c'è chi dice 22 e leggo adesso il professor Settis, che da esperto in archeologia evidentemente ne sa più di me, che sono 33. Allora lei capisce evidentemente che c'è una situazione di non governo e questo è sbagliato perché la politica deve governare, ma non è colpa di chi vive a Venezia se la politica non ha governato. La politica probabilmente non ha fatto quei necessari passi per saper ascoltare, per coinvolgere, per gestire insieme. È stata autoreferenziale. Io spero vivamente, e qui chiudo perché ho sentito prima i candidati sindaci, tutti e tre molto bravi, li conosco tutti e tre, sono tutti e tre in gamba, io spero che chiunque venga eletto evidentemente si ponga in una posizione diversa. Già ho sentito la Presidente Moretti, la futura Presidente Moretti se verrà eletta o il futuro Presidente Zaia se verrà eletto, evidentemente non sono qui a parteggiare per alcuno, ma già ho sentito una persona assolutamente disponibile al dialogo, ho sentito parlare una politica vecchia ma per questo molto positiva, cioè una politica che sa come ci si rapporta col territorio, cosa che a Venezia negli ultimi anni, nei 20 anni è mancata. E ringrazio questo giovane ragazzo che penso più di 23-24 anni non ha, per avermi ricordato tutto quello che da 20 anni noi andiamo chiedendo. Io rispondendo proprio a quello che lei ha appena detto, le faccio sentire la risposta dei 3 candidati sindaco al Comune di Venezia, proprio a questa intervista. Li abbiamo fatto ascoltare oggi, questa mattina, e gli abbiamo detto loro, bene, è vero, ci serve una regia che lontana, una regia addirittura che non stia in Italia? È proprio così? Sentiamo dalla regia. Colgo queste affermazioni di questo professionista un po' provocatorie, no? Nel senso che tutti dicono qualcosa sul turismo, di come Venezia dovrebbe gestire il turismo. Io credo che Venezia abbia una straordinaria risorsa da sempre, che appunto oggi è l'elemento, è la fonte dell'economia del nostro territorio. Va creato un sistema tale che permetta che Venezia diventi la cabina di regia in quanto città metropolitana che guida il territorio, affinché il turismo diventi veramente la vera ricchezza per tutti. Non è una provocazione nuova, ogni qual tanto di stampo aristocratico, oligarchico, qualcuno fa provocazioni di questo tipo. Credo che Venezia e Mestre siano in grado di garantire competenze e professionalità. Bisogna che oltre a questo ci sia la trasparenza, cosa che nel passato è successa fino a un certo punto. Quindi utilizziamo gli strumenti che abbiamo, le persone che abbiamo, le professionalità che ci sono sul nostro territorio e lasciamo a queste tendenze oligarchiche di navigare tra i manuali di alta filosofia o teoria che non portano assolutamente niente alla città. Abbiamo una serie di dichiarazioni che su Venezia arrivano praticamente copiose continuamente, dove tutti si ascrivono e danno suggerimenti, spesso non sapendone nulla. Io ho tutte le idee di questi grandi comitati che scrivono da fuori, dall'estero, eccetera, tutti sanno di Venezia. Peccato che a Venezia ci viviamo noi. Allora, ottima l'idea di fare una grande cabina di regia, io aggiungo addirittura nazionale e dico soltanto una cosa a questo signore, dico, guardi, diventi anche il mio consulente, ma la cabina di regia la facciamo a Venezia per il turismo nazionale. Per cui ottima idea, ma la facciamo veneziana, la facciamo proprio attraverso i veneziani, perché sa cos'è? Sono quelli che hanno scoperto la Cina. Vorrà scommettere che scopriamo anche lei. Mi piace un po' questa risposta compatta, trasversale, destra, sinistra, un po' anche di pancia se vogliamo. Però. Cosa, prego? Sono un po' meglio, mi consenta. Ognuno poi da casa, i veneziani, veramente avranno diritto di voto e sceglieranno. Assessore. Volendo la cabina di regia ci sarebbe, perché con la nuova legge sul turismo abbiamo previsto gli ODG, che sono le organizzazioni della gestione della destinazione, che è il momento in cui le rappresentanze della politica, le rappresentanze delle imprese si trovano assieme e decidono come poter sviluppare strategie per migliorare il turismo del proprio territorio. E Venezia, se vuole, questo lo può fare. Le sovrapposizioni di cui parlava questo giovane economista tra appunto le diverse realtà, tra le regioni, le province che ormai sappiamo essere superate, i comuni esistono, sono esistite, le abbiamo superate? C'è un problema di base, un errore fatto dal governo Berlusconi, e quando lo fa lo accetto e lo ammetto. È stato imputato al comune la possibilità di applicare la tassa di soggiorno. Errore madornale. Perché? Perché ad esempio Venezia
dalle tasse di soggiorno ricava 20 milioni di euro, non spende un centesimo sul turismo, perché 24. deve ripianare i 24. buchi e bilancio. E ogni comune può decidere se applicarla, quando applicarla, come applicarla, e quindi in ogni comune abbiamo una tassazione sul fronte della tassa di soggiorno diversa dall'altra. Quello che noi vorremmo poter fare è chiarire i ruoli. Oggi la competenza in materia turistica è della regione. Non possiamo permetterci che ogni comune poi vada in giro per il mondo a promuovere se stesso, perché corriamo il rischio di creare solo confusione. Già la creiamo noi come regioni, che un mercato di prossimità, che è quello europeo, va bene che il Veneto si presenti da solo rispetto alla Toscana, rispetto alla Sicilia, perché le differenze in Europa le conoscono. Ma quando ci muoviamo in Cina, che oggi è diventato il quarto mercato del turismo in Veneto, non possiamo muoverci come Veneto. Venezia è un marchio che rappresenta tutto il turismo italiano, non solo quello veneziano o quello veneto. È da lì che dobbiamo ripartire, da un chiarimento dei ruoli e delle competenze. Alessandra Brunetti, questa è la direzione, che tipo di piattaforma serve per proporre quindi la Regione Veneto? Guardi, è necessario realizzare il sistema turismo, c'è una profonda sinergia tra tutti gli operatori, tra tutte le forze, diciamo, della società, le categorie economiche e sociali, certo le istituzioni, perché ovviamente il sindaco della città di Venezia è uno dei sindaci e le personalità più conosciute al mondo, e evidentemente deve avere un aggancio, un patto, un coordinamento diretto con la regione, che deve assumersi l'incarico di guidare, ecco, di fare la regia, ecco, di prendere e di assumere determinate decisioni. Quello che prima veniva ricordato è l'assenza, no, di decisionismo. La politica, quando c'è e se c'è, deve governare, deve decidere, assumendosi anche la responsabilità di scelte che, ripeto, non sempre rispondono al consenso immediato, ma che sono necessarie per garantire una prospettiva, una crescita. Venezia è, diciamo, il marchio, certamente non solo del Veneto, ci mancherebbe, perché rappresenta, diciamo, l'Italia nel mondo, ma per il Veneto è una risorsa fondamentale. Però non c'è solo quella, per cui noi dobbiamo fare in modo che oltre a Venezia il turista venga messo nelle condizioni di poter visitarlo tutto il Veneto. Le faccio l'ultimo esempio. Dobbiamo ancora prevedere il collegamento Mestre-Tessera, cioè, voglio dire, il collegamento con gli aeroporti. Dobbiamo ancora realizzare la metropolitana di superficie, da 25 anni che parliamo di metropolitana di superficie. L'unica cosa che sappiamo è che per non averla realizzata la Regione ha dovuto pagare 40 milioni di euro di risarcimento del danno a chi l'ha progettata. Allora voi capite bene che nel sistema infrastrutturale ferroviario, che è fondamentale, la Regione Veneto ha speso 6 euro, spende 6 euro pro capite, l'Emilia Romagna 10 e la Lombardia 14 euro. Tu capisci che noi abbiamo un sistema ferroviario in Veneto che risale al 1975, cioè mediamente i nostri treni sono più lenti di 15 minuti rispetto agli anni 70. Dove vogliamo andare? E come possiamo in queste condizioni qua mettere il turista, no, nella possibilità di conoscere tutto il Veneto? Cioè da Venezia andare sulle Dolomiti? Non può, perché deve affittarsi una macchina per farlo in tempi rapidi. Cioè un inglese Londra-Venezia ci mette 1 ora e 10. Dopodiché è arrivato a Venezia, cosa fa? Cioè, allora dobbiamo mettere nelle condizioni la nostra regione di essere competitiva. Per farlo bisogna scegliere, e la politica sceglie e sceglie bene nel momento in cui ascolta, si mette in ascolto. Una politica in ascolto. Salviato, i giovani glielo diamo questo lavoro attraverso nuove politiche e innovazione di territorio. Abbiamo parlato appunto di un turismo diverso, sostenibile, di un'economia innovativa sicuramente. C'è un'attenzione all'Europa che porta dei modelli sicuramente vincenti come la Francia in Camargue, e quindi anche un turismo che noi non abbiamo, ma non ci manca niente come risorse, come possibilità ed economia di territorio. I finanziamenti l'Europa ce li ha? Sì, a noi non manca sostanzialmente niente, dobbiamo solo fare una programmazione di carattere strategico. Adesso, questa sera sono state dette moltissime cose, 3-4 cose, e vorrei solamente dire, dal punto di vista della programmazione, noi dobbiamo fare una programmazione, noi dovremmo capire gli scenari, i contesti all'interno del quale noi caliamo le nostre realtà. Allora, se parliamo dal punto di vista finanziario, per esempio,
ok? Perché è nata dal 2008 la crisi finanziaria, perché le 20 principali banche al mondo tecnicamente sono fallite, ok? Hanno un patrimonio inferiore rispetto ai derivati. Allora, se noi vogliamo, e quindi c'è un problema di come riuscire a ritornare, cioè abbiamo fatto come un infarto il nostro sistema finanziario, perché le banche fanno sostanzialmente, raccolgono il risparmio per dare credito significa dare fiducia e non lo stanno facendo. Dobbiamo trovare un sistema per ritornare a dare credito agli imprenditori. Questo è un capitolo, eccetera. Sulla questione anche dell'immigrazione, noi dobbiamo comunque essere onesti. Certo c'è la contingenza, ma dobbiamo sapere che sul Mediterraneo c'è una pressione di 100 milioni di persone che stanno facendo la pressione, quindi non è un problema di oggi, di domani, di dopodomani, ma fra 10 anni, non so che politico deve guardare domani mattina, ok? Ci sono prodotti finanziari, qui adesso sarebbe troppo lungo, però gli inglesi stanno già immaginando, diciamo, anche prodotti che sono collegati al sociale da questo punto di vista. Allora la programmazione diventa fondamentale, cioè siamo in questa situazione di transizione globale, cioè non solo economico-finanziaria ma anche sociale, rispetto al quale ci richiede elasticità e il politico gioca un ruolo. I portatori di interesse locali, oserei dire, cioè non è solo il politico, cioè tutti quelli che hanno la responsabilità in un territorio ben definito si devono mettere insieme, devono aprire tavoli di lavoro operativi, non chiacchiere, parlarsi e trovare soluzioni. Le soluzioni ci sono, soprattutto per i giovani. Se noi non vogliamo ereditare, garantire alle prossime generazioni, ai giovani sotto i 30 anni, diciamo, un mondo che è sempre più complesso, dovremmo cominciare a programmare, a trovare delle soluzioni. Queste soluzioni ci sono, queste modalità, ecco, quindi questo sta alla politica, ai portatori di interesse, di creare questi tavoli, di semplificarli e di trovare, ecco, di passare all'azione concreta e di trovare delle soluzioni. Noi candidati di destra, di sinistra, li invitiamo tutti quanti, sia per le elezioni comunali che le elezioni regionali. Oggi è lei qui presente, quindi l'appello va a lei sicuramente. L'ascolto ai cittadini, qui abbiamo visto già delle richieste, ma sicuramente la presenza sul territorio attraverso questo ascolto continuo nei comuni la porterà a stilare un programma di dettaglio che abbia colto le rilevanze proprio che vengono richieste da cittadini ed imprenditori. Assolutamente sì, già noi abbiamo, io devo dire sono la prima candidata che ha già diciamo così, presentato per i primi 100 giorni quali saranno le tre azioni su lavoro, impresa e sanità, che secondo quanto ho appreso dai cittadini sono ritenute le priorità e anche le urgenze da risolvere immediatamente. Certo avremo un programma molto importante sul turismo che si ricollega in un sistema turistico ampio a tutto il tema delle infrastrutture, al tema della pianificazione urbanistica, al tema della salvaguardia ambientale, perché questa sera per esempio non abbiamo parlato del dissesto idrogeologico, perché sa, in tutto il settore per esempio delle termale, beh, quello è un'emergenza che ogni anno per esempio si ripropone, così come si ripropongono le frane in montagna, no? Quindi il contesto è indubbiamente molto ampio. C'è una grande urgenza, una grande richiesta di pulizia, di trasparenza, quindi noi adotteremo il commissario anticorruzione regionale, un'autorità indipendente, cioè indicata dal Consiglio regionale che lo voterà ad una maggioranza qualificata, non come avviene ad oggi dove è la giunta regionale che nomina il controllore, quindi non è più così indipendente. Insomma, le questioni sono certamente tante, mancano ancora 2 mesi, più andremo avanti diciamo in questa attività di ascolto anche insieme alle categorie economiche e sociali. Entreremo nel merito e nel dettaglio delle questioni, ma ribadisco, le soluzioni sono a portata di mano. Basta e sarebbe bastato ascoltare molto di più, perché nessuno si deve inventare niente, bisogna semplicemente con umiltà individuare un problema e trovare una soluzione che spesso viene già indicata da chi quelle cose le subisce. Perché quando io parlo con i commercianti, quando parlo con gli albergatori, quando parlo con gli industriali, con i piccoli medi imprenditori, con gli artigiani, beh, insomma, loro qualche indicazione ce la danno. Sta semplicemente a noi ascoltarle e poi attivare
tavoli strategici per applicarle. Non mi resta che farle un in bocca al lupo, un buon lavoro perché il lavoro da fare è tanto. Ringrazio chi ci ha seguito da casa, ringrazio i nostri ospiti che sono intervenuti. Vi ricordo giovedì prossimo, proprio per parlare di corruzione, parleremo del tema del Mose. Avremo noi qui ospiti con noi la Guardia di Finanza, avremo chi ha fatto le indagini, Nordio, avremo la Stampa, il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto e molti altri ospiti per fare chiarezza su un episodio del Veneto che sicuramente va ricordato e va ricordato per i giovani, molti giovani presenti in studi che io vorrei protagonisti, anzi chi ci vede da casa e vuole intervenire tra il pubblico ci scriva, ci chiami, perché da noi il pubblico è protagonista. Quindi la prossima settimana, vi ricordo giovedì prossimo, parleremo di Mose. Grazie a tutti a casa, grazie al nostro pubblico e io ringrazio le donne che sono intervenute, silenti ma protagoniste, sempre presenti, bravissime. Grazie a tutti.